Una bomba è esplosa a Napoli questa sera e, se sei tifoso del Napoli, è meglio che ti prepari. Perché quello che sta accadendo dietro le quinte potrebbe cambiare completamente le sorti del nostro club. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento bollente, di quelli che fanno battere il cuore più forte. E, come sempre, il nostro impegno è portarti le informazioni più recenti, con la credibilità e la passione che solo chi vive il Napoli sa trasmettere. Ma prima di svelarti questa novità mozzafiato, lascia il tuo like al canale, iscriviti e attiva la campanella. Perché da un momento all'altro può arrivare un'altra svolta. E oggi, l'atmosfera negli spogliatoi del Napoli è di pura tensione ed enorme aspettativa. Qualcosa di grande si sta preparando, qualcosa che potrebbe sorprendere anche i più scettici. E tu lo scoprirai adesso. Dopo la cessione di Giacomo Raspadori all'Atletico Madrid per 26 milioni di euro e quella di Giovanni Simeone al Torino per 1 milione immediato più bonus e rate future, il Napoli è deciso a rinforzare il proprio attacco con nomi di peso. E secondo Sport Mediaset, il sogno più ambizioso ha un nome ben preciso: Jack Grealish. Il trequartista inglese del Manchester City, ormai fuori dai piani di Pep Guardiola, è considerato un rinforzo di lusso per la squadra di Antonio Conte. Tuttavia, l'operazione si scontra con un ostacolo enorme: l'ingaggio. Grealish percepisce ben 15,6 milioni di sterline a stagione, quasi 18 milioni di euro. Una cifra ben al di sopra degli standard del club partenopeo. L'unica speranza per rendere possibile l'affare sarebbe che il City accettasse di contribuire al pagamento di parte dello stipendio, cosa ancora incerta. Vista la difficoltà estrema nel chiudere per Grealish, 3 alternative restano nel mirino. La prima è Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool, un nome già conosciuto e seguito dal Napoli da anni. La seconda è Kevin, dello Shakhtar Donetsk, valutato inizialmente 35 milioni di euro, ma il cui prezzo è già salito oltre i 40 milioni per via dell'interesse del Fulham. Infine, c'è Antonio Nusa, giovane talento norvegese dell'RB Lipsia, che costerebbe almeno 50 milioni di euro, un investimento pesante, ma che potrebbe dare grandi frutti a lungo termine. Nessuna di queste opzioni è semplice e tutte comportano trattative complesse e una forte concorrenza nel mercato europeo. Ma, come la storia stessa del Napoli insegna, è proprio in questi momenti che possono arrivare le grandi sorprese. E ora vogliamo sentire la tua opinione, tifoso del Napoli. Rischieresti un investimento pesante per portare Jack Grealish, nonostante il suo ingaggio astronomico? Oppure punteresti su Chiesa, Kevin o Nusa come alternative più accessibili? Scrivilo nei commenti, perché la tua voce è parte fondamentale di questa nostra comunità. E naturalmente, un grande grazie a tutti voi che seguite il canale, commentate, condividete e mantenete viva la fiamma di questa passione chiamata Napoli. Restate connessi, perché il mercato è ancora lontano dalla fine, e da un momento all'altro potrebbe esplodere la prossima bomba. Alla prossima! E forza Napoli, sempre!